so, inutile che lo dite, inutile che lo commentate, già lo so, lo so. Sono molto fresco, molto carino. Mi piaccio. Allora ragazzi, oggi volevo presentare un piatto molto semplice, ma di sicuro gran successo. Non ci vuole assolutamente niente, che sia praticamente difficile. Allora, io utilizzerò logicamente il pesto, questi qua in scatola della Sacla, quindi credo che sia meno buono. Quindi utilizzeremo questo pesto qua, però logicamente voi per riuscire a farlo fresco, io non lo faccio per una questione di tempo e anche di qualità di prodotti, che poi comunque qua a Parigi non è che poi ci sta un granché. Allora, e quindi questo pesto quindi già è fatto, non è un problema. La pasta scegliete quello che volete voi, vi consiglierei le penne indicate per la situazione, e poi abbiamo questo qui. Allora, faremo una tempura molto leggera di zucchine e melanzane. Una melanzana e una zucchina sono sufficienti per tutti i piatti che dovete fare, ne escono abbastanza. Una tempuretta fritta. In poche parole, alle melanzane noi abbiamo messo il classico sale per togliere l'acqua di vegetazione che è amara, e invece alle zucchine direttamente mettiamo in farina, facciamo fare una leggera infarinatura e le friggiamo, e quindi diamo il tempo alla melanzana di far uscire tutta l'acqua e facciamo lo stesso procedimento, quindi otterremo così una bella tempura che andremo a mettere poi sulla pasta. A più tardi tutte le carace mare viaggio, incomincio a friggere, andiamo così, incominciamo a friggere le nostre verdurine. Buono, a più tardi. Voilà ragazzi, allora finite le nostre zucchine, friggiamo le nostre melanzane, sempre lo stesso procedimento, le lavate bene, le infarinate e quindi fate una tempura come abbiamo fatto con le zucchine, che praticamente andremo a provare. Vi garantisco il risultato finale è buonissimo, eh? A più tardi. Allora, ricominciamo perché ho avuto la telefonata. Allora ragazzi, abbiamo finito quindi le nostre tempure, la nostra tempura di zucchina, la nostra tempura di melanzana. Una melanzana, una zucchina va bene per qualsiasi quantità di persone che voi siete, perché in fin dei conti la pennetta è al pesto, la tempura una minima parte verrà mischiata insieme alla pasta, l'altra invece viene adagiata sui piatti, e quindi vale per tutte le persone che voi state a mangiare, sempre una sola melanzana e una sola zucchina. Allora, mai unire i fritti. Allora, quando fate il fritto, anche se sono molte patatine, non mettete la carta assorbente sopra e poi mettete il fritto. Questo vale per tutti, vale per i crocchè, vale per tutte le cose che voi fate fritte, perché la carta assorbente che sta posta sopra alle zucchine, per esempio in questo caso, assorbe tutto l'olio della melanzana, e quindi automaticamente alla fine non risulta un fritto secco, risulta praticamente tutto ancora bagnato. Guardate, questo è tutto bello secco. Questo vale per le quantità di cose che voi avete intenzione di fare per quanto riguarda il fritto. Allora, garantito, credetemi talmente che vi piacerà questo piatto che non avete idea, lo rifarete spesso. Quindi molto semplice: tempura melanzana e zucchina, acqua, e logicamente utilizzo il pesto, questo qua, però voi fatelo fresco, che dopo lo andremo a mettere in una ciotolina. Adesso penseremo a mettere le nostre pennette. Voilà, allora ragazzi, una bella ciotola, una bella insalatiera, così mettete il nostro pesto, ok, per cucchiaio, e prendete due
cucchiai di acqua di cottura. Questo servirà a diluire un po' il pesto, a riscaldarlo un po'. Dai, è buono, si vede anche un buon, si sente anche un buon odore. Voilà. E quindi dopo dobbiamo mettere solo le penne, una manciata di tempura, giusto per fare insaporire insieme alle penne, e il resto della tempura sulle penne, ok? Come guarnizione. A più tardi. Ta-da! Voilà. Allora, la pasta, voi mettete una bella manciata di tempura di melanzane, un po' di tempura di zucchine, voilà, e miscelate tutto con un po' di pepe, possibilmente nero. Voilà. Allora ragazzi, piatto terminato. Un'altra cosa che vi volevo dire, vabbè, logicamente io ho messo tutta la tempura, però per 2 piatti, però questo vale, questa tempura vale per molti piatti. E un'altra cosa che vi volevo dire è che la potete mangiare anche fredda, che il pesto può essere mangiato anche non caldo, ok? Quindi buon appetito a tutti, da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi. Ciao ciao! Ragazzi, questa qua è la mia torta di compleanno. Bella la crostata, come piace a me. La crostata di fragole. Bellissima. Adesso ci mettiamo pure il nostro 40. Tu crois que ça va tenir là-dessus? No, attends, mo ci preparo moi. Merci. Allora più tardi. 40 barbettoni. Ma che so? Ah, mais c'est une vidéo, c'est pour ça. No, attends, moi je fais la Ça, c'était une photographie. photo. Eh oui, mais vous êtes tellement belle. Non, vous, la tarte. Ah Merci oui, beaucoup. la Attends, moi je fais une photographie vraiment. Attends. Non, d'accordo, ma che ha detto? Qu'est-ce qu'elle a dit? Devo soffiare. Rien de particulier. Devo soffiare. Qu'elle avait été barbouillée, qu'elle avait pris de la soupe. Alors, mon Ah, Dieu, d'accord, oui, oui. mon Dieu déjà connaît mon cadeau que je voudrais. Ah bon, ça y est? Alors, j'espère que... Elle fait son bruit. Oh, bravo! Voilà, j'espère, mon Dieu, que me fait mon cadeau. Moi, j'espère pas. Eh beh, i desideri non si dicono, sai, porta sfortuna. No, io non lo spero. No. Della santé, ma no. La salute non va bene. Per mamma. No. A me non mi interessa niente di vita, quindi figuriamoci il morto. Non, je veux. Voilà. je veux rien à faire. Allora, ragazzi, festeggiamento. Comment on peut parler comme ça? Il champagne, no, non c'è. On veut pas de champagne, pas de champagne. No. No, ma vuoi comprare il champagne? Demain, il y aura le champagne avec les Voilà, vieilles. avec le vieil. Allora, Tiens, je te coupe? J'ai dit, devo tagliare io? j'ai dit Oui, à- c'est toi qui coupes. J'ai dit à Domi, là, comment il s'appelle? Dodi, Oui. je lui ai dit que demain je recevais un roi. Voilà, une reine abbiamo tagliato et un la ambassadeur. torta. Adesso pensate voi però, che siete donne che dovete lavorare. D'accord. Alors, c'est Mais toi j'ai qui tout dois pour manger les la gâteaux. première. Faut ouvrir dans la boîte. Voilà. Voilà, allora, e quindi abbiamo festeggiato anche 40, ma 40 anni. Avec un côté là. 40 ans. Il a coupé 40. Ok, ben je vais. Quand j'étais enfant, je dis, moi je dois arriver à 40 ans. C'est beaucoup encore de temps. Oh, t'as vu? Et moi je suis aujourd'hui, arrivé t'as à 40 ans, quelle Tu l'as pas horreur. vu passer. C'est terrible. Me va passer. Tout de suite va arriver Comme il est 5 ans. content quand il a fait son Quelle Mais anniversaire. regarde comme il est content. Et Ça va toi, J'ai une bonne idée. toi, moi, quand tu arrives à 40 ans, Mon amour, ma poupée. Ben, on a le temps. Oh oui. ah, quelle Moi, horreur. j'aurais 100 ans. Et c'est vrai en plus. Tu hai 45 anni, che boh. Moi, j'aurais 100 ans. Et toi, 70. 45. Qui, quoi? Qua.
Toi à 45. Déjà. 45, c'est vieux déjà. À la gauche. Merci. Moi, très peu. Hein. Mangez tout le monde, hein? Je me vengerai après. Tranne Cagnolini. Oui, oui. Ai cagnolini non ti deve dare nessun tipo. Oh, non ti mangia niente. È pure tu, capito? Moi, je veux pas. Trunz. Je n'ai plus trop. Yeah. Même pas. Ah bon, d'accord. Mangiano il mio zucchino. À mourir de rire. Ah, Je lui ai dit, il va te l'argent. che vuoi tu? Non si tocca, non è buono, non è per cagnolini, questo qua è dolce per esseri umani. Merci, mon amour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Divin. Ma question Quando siete bellini. Per Anna me la dai dolcina. È buonissimo. Voilà, moi aussi, j'aime pas quand c'est trop cuit. Pareil. J'aime quand È talmente buono, no? Non si tocca. c'est fou, hein. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce Là, que elle est bien. elle est bouillie, elle a point. Oui. Allora, oggi non sono cattivo perché è il mio compleanno e faccio i miei 40 anni, però mi do un pezzettino, se vi piace, allora dopo me ne do un po'. Bene? Allora, prima tu perché tu sei quello là più difficile. On a une très cuite pour maman. Non te lo mangiare sulla coperta. Lo sapevi. Moi, je prenais une Vedi? blanche. Vediamo tu sei un maiale, mangi tutto, non è un problema. Non ti devo essere pure la carne di cavallo. Voilà. D'ailleurs, le président de la région Bourgogne, pourtant de votre famille politique, Non si tocca più, eh? c'est un retour en arrière sans Cosa dici ti vuole mangiare? là où la loi LRI l'avait doté d'une fantastique capacité d'évolution. Votre texte relève de la Valide dans la propre. plutôt que de la vision stratégique. D'une Aspetta, lo devo tenere un altro po'. organisation bicéphale, avec d'autres présidents de conseil, Perché questi qui fenini li mangia. Tutto deve mangiare. Par ailleurs, vous avez une vision très technocratique. Vous projetez de créer des communautés d'université. Ces communautés vont être imposées par votre ministère. Là où nous étions sur une base volontaire qui privilégie les acteurs sur le terrain, vous allez faire les choses de manière autoritaire. Vous allez imposer des choses. Basta, babbo. Votre texte Grazie. ne se préoccupe nullement Grazie de di la réussite esistere. et de l'insertion professionnelle de nos étudiants. Ce texte est une véritable Prends le régression. livre. Madame la ministre, Pour même la une loi fois. de 84 était plus progressiste. Uè, non mi mangiare tutta la torta! C'est bon? C'est bon, hein, Sordinello? Vraiment très bien. Elle est vraiment excellente. Merci beaucoup. Ah, de niente. 40 ans. Merde. Je vois que l'examen Merde. du texte en commission n'a pas suivi. Poi ci sta pure... No, la pluie, le temps de merde. C'est Paris. Paris, 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 Paris. Un petit Paris. Ipnotizzati da questo pezzo di torta. Ho trovato il modo di farvi stare calmo. Grazie per gli C'est-à-dire que auguri a comme on se Babbo. met, quand on est en bas, on n'a rien d'autre à faire que se mettre sous. Ciao ciao a tutti. Sur toute la ligne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis les moyens.